Pierpaolo Pasolini è nato a Bologna nel marzo del 1922 e è morto il giorno della commemorazione dei defunti, assassinato all'idroscalo di Ostia il 2 novembre 1975. Quest'anno ricorre dunque il 100° della sua nascita e prima di essere sommersi dalla marea delle celebrazioni vorremmo riflettere un po' sull'attualità di questo intellettuale, di questo artista, che più passano gli anni, più sembra quasi essere attuale. Negli ultimi anni sono usciti circa 30 libri su Pierpaolo Pasolini e lo si incontra ovunque, sui post, sui blog, in rete, in libreria, sui giornali, anche forse perché la sua faccia, questo volto scavato, scolpito, è così fotogenico. Vorremmo chiederci brevemente il perché di questa attualità, che non è legata solo evidentemente a una moda, se resiste così a lungo. Pasolini, in fin dei conti, è morto quasi 50 anni fa e appartiene per intero al secolo scorso. Ci sono certamente ragioni motivate dietro questa attualità, ma anche ragioni trascurate e ragioni in qualche modo immotivate. Proveremo a chiederci quali sono le ragioni vere di questa sua attualità. E in primo luogo Pasolini è considerato un personaggio contro, e spesso è considerato un po' semplicisticamente contro, schematicamente contro. Pasolini naturalmente era contro la borghesia, era contro il governo democristiano che ha retto l'Italia nei primi anni dopo la Seconda Guerra Mondiale, ma era contro anche una certa intelligenza comunista della quale faceva parte, era contro la modernità, ma aveva, appena poté, si comprò una Giulietta, era contro l'insegnamento, addirittura contro l'insegnamento della scuola dell'obbligo, lui insegnante rivoluzionario, finì addirittura per essere contro l'aborto, chiamandosi contro le reprimende di tutti i suoi amici, era contro una certa idea del Partito Comunista, ma votò sempre comunista. Una bella pagina del suo essere contro e che è spesso citata impropriamente è quando scrisse una poesia sui ragazzi che manifestavano a Valle Giulia nel 1968. La poesia si intitola Il PC ai giovani e è stata interpretata come un attacco contro il movimento del 68. Era stata pensata per una rivista letteraria, ma venne intercettata dall'Espresso, che ne pubblicò alcuni stralci che fecero grande scalpore. Avete facce di figli di papà, vi odio come odio i vostri papà, scriveva Pasolini rivolto ai ragazzi del 68. Avete lo stesso, buona razza non mente, avete lo stesso occhio cattivo, siete pavidi, incerti, disperati, benissimo, ma sapete anche come essere prepotenti, ricattatori, sicuri e sfacciati. Prerogative piccolo borghesi, cari. Quando ieri a Valle Giulia avete fatto a botte coi poliziotti, io simpatizzavo coi poliziotti, perché i poliziotti sono figli di poveri. È stata interpretata come un attacco al movimento del 68 da colui che si definiva povero, mentre magari era semplicemente un intellettuale piccolo borghese. Ma la poesia va letta per intero e ci dà una chiave per interpretare l'essere contro di Pasolini. A Valle Giulia ieri, continua la poesia, si è così avuto un frammento di lotta di classe e voi, cari, benché dalla parte della ragione, eravate i ricchi, mentre i poliziotti, che erano dalla parte del torto, erano i poveri. Bella vittoria dunque la vostra, in questi casi ai poliziotti si danno i fiori, amici. Quindi Pasolini non è contro i giovani, anzi vorrebbe che il PC riuscisse a non far finire questa protesta in un movimento sterile. Non a caso la poesia si intitola Il PC ai giovani con 2 punti esclamativi. Il problema è che, come hanno detto molti, in realtà quello di Pasolini è un messaggio talmente ampio e diversificato
che si può leggere in qualsiasi maniera. Uno storico ha scritto: si è aperta una sorta di supermarket Pasolini, ognuno prende dai suoi lavori quello che gli serve, brandelli di frasi, spezzoni di poesie, piegando le argomentazioni pasoliniane alle proprie strumentalizzazioni, distorcendone il senso, in un'operazione che somiglia molto al modo in cui oggi si confezionano le fake news. C'è in realtà un Pasolini contro il Pasolini contro, che è un Pasolini meno studiato, meno valorizzato, Pasolini uomo delle istituzioni, per certi versi un Pasolini inaspettato. Per cos'altro moriranno i due fratelli Kennedy se non per un'istituzione? Si chiede Pierpaolo in un'altra poesia, L'enigma di Pio XII. E per cos'altro se non per un'istituzione moriranno tanti piccoli sublimi Viet Cong? Poiché le istituzioni sono commoventi e gli uomini in altro che in esse non sanno riconoscersi. Sono esse che li rendono umilmente fratelli. C'è qualcosa di così misterioso nelle istituzioni, unica forma di vita e semplice modello per l'umanità, che il mistero di un singolo in confronto è nulla. Questo Pasolini, uomo delle istituzioni, è in fin dei conti un Pasolini poco di moda e poco valorizzato. Un'altra delle chiavi per comprendere il grande artista e l'intellettuale è la sua passione per i poveri, che è stata spesso interpretata come una sorta di direzione estetizzante, estetismo vuoto, oppure alla luce dell'ideologia. In realtà la passione per i poveri a Pasolini viene prima di aver letto Gramsci e Marx, prima di essersi acculturato come intellettuale comunista, e per far questo dobbiamo ritornare per certi versi al Pasolini friulano, perché la sua vicinanza con i contadini, con i poveri friulani, è ciò che in fin dei conti sostanzia la sua ideologia politica. Saliva sulla macchina a parlarci, ricorderà una ragazza che frequentava Pasolini nel 1948, quando lui quindi aveva 26 anni, faceva l'insegnante. Noi sedevamo a terra ad ascoltare, eravamo solitamente una ventina di ragazzi e ragazze, talvolta anche 30 e di più. Non ci insegnava cose grandi, ci faceva capire che eravamo a mondi sfruttas, che i poveri dovevano riscattarsi, riuscire a capire le ingiustizie. In paese c'era molta miseria, per lui era molto importante che i giovani avessero capito la situazione, come era stato il passato e come doveva essere l'avvenire. Questa passione per i poveri è quella che ritorna in tutta la sua opera, dalle prime opere in friulano, dalle pagine del sottoproletariato romano, dei primi romanzi di quando si trasferisce a Roma, nei suoi film, in questi volti sdentati, sbrecciati dei personaggi dei suoi film. Questi due punti ci invitano a riconsiderare e a rendere sempre attuale Pasolini, un intellettuale che manca nell'Italia di oggi, manca la coscienza critica di una persona così indipendente e libera, manca un'idea di cultura e arte come setaccio che ci permetta di discernere ciò che abbiamo intorno, soprattutto oggi nella massa di informazioni che ci circondano. E poi naturalmente la sua indipendenza e la sua libertà di pensiero, che sono costantemente una scuola per i giovani. Nella scuola superiore dell'Università degli Studi di Udine abbiamo voluto rendere omaggio a questo grande figlio del Friuli, perché lui stesso, pur non essendo nato in Friuli, ma avendo passato molti anni della sua gioventù e della sua adolescenza, si diceva in qualche modo friulano. Abbiamo voluto rendergli omaggio con una fotografia, una bella fotografia di Elio Ciol e una scritta che ora vi leggo. E noi abbiamo una vera missione in questa spaventosa miseria italiana, una missione non di potenza o di ricchezza, ma di educazione, di civiltà. Pasolini la scriveva nell'agosto 1943,
a regime mussoliniano caduto. Di questo avrebbe fatto la sua missione negli anni successivi e per noi è un messaggio importante anche per i nostri studenti.